Ciao ed eccoci qui per un video di Get Ready With Me. Allora, ho già preparato la base principale, nel senso che ho già messo il contorno occhi e la crema idratante sul viso. Io utilizzo queste due, questo è il contorno occhi, quello all'avocado della Kiehl's. Questa è la Super Multi Corrective Cream della Kiehl's per il viso. Allora, questo all'avocado è super idratante ed è anni che lo prendo e lo riprendo e mi trovo bene come prodotto, è così verdogno. Adesso non so se la telecamera lo inquadri per il colore che è, comunque è sui toni del verde, ha una nota di verde, e mentre questa crema qui della Kiehl's invece, aiuto, è bianca. E di questa crema della Kiehl's ce ne sono due versioni, una così e una con la protezione solare. Io ho provato quella con la protezione solare una volta sola perché è più corposa, più ricca di questa e non mi piace stenderla sul viso, non mi piace come crema e preferisco questa che è più fluida. E queste sono le prime due cose che ho già messo. Poi ho già messo il primer occhi, che anche questo qui è un prodotto che io metto sempre, sia per proteggere la palpebra da eventuali ombretti che macchiano, sia per la durata dell'ombretto, perché con la mia forma dell'occhio che qui si chiude, l'ombretto che metto sulla palpebra mobile rischia sempre di sparire, per cui con il primer mi salvo da questo problema. Per me il miglior primer che ho provato è questo qui dell'Urban Decay. Ho provato primer della Kiko, primer di Natasha Denona, di Anastasia Beverly Hills, ma io resto dell'opinione che questo qui, che sarebbe quello originale dell'Urban Decay Shadow Primer Position Original, è il migliore. E questo qui io lo prendo delle volte da Sephora e delle volte lo prendo da Look Fantastic, dipende dove lo trovo a miglior prezzo. Adesso iniziamo con i trucchi. I primi due prodotti che vi metto sono il fondotinta per primo e poi il correttore. Questa volta utilizzo questo qui di Bourjois, Layered Mix. Ho sia il correttore che il fondotinta di questa linea e io mi trovo bene. Questi prodotti io li ho presi da Tigotà in negozio. Non saprei dirvi su che sito che li rivendono, perché delle volte ne sento parlare che ci sono siti che rivendono Bourjois, perché come marchio principale sarebbe il Bourjois, però io, visto che l'ho trovato in negozio, ho guardato le colorazioni che mi piacevano, che mi stavano meglio, e così sono riuscita a fare l'acquisto più ideale, perché il fondotinta per me è il numero 53, mentre il correttore è il numero 51. Mi faccio qui sotto c'ho lo specchio, mi faccio i miei puntini sul viso con questo fondotinta che ha la pompetta. Io di solito come fondotinta non ne metto molto, perché mi piace rimanere con una base anche leggera, più o meno è questa la quantità che mi spalmo sul viso. Poi ultimamente utilizzo il pennello di Nabla, questo fatto così, non saprei, è Foundation Buffer, per cui è proprio indicato per i fondotinta. L'avevo preso con il kit quando era uscito il fondotinta di Nabla, che avevano fatto il kit con la mini taglia e il pennello, e io avevo voluto provare il fondotinta di Nabla, che infatti non è uno dei miei fondotinta preferiti perché è troppo secco per la mia pelle, mi segna tantissimo le rughette, per cui proprio lo evito. E mentre questo qui di Bourjois mi trovo meglio. Iniziamo a spennellare prima che si asciughi completamente. Sono sparita dall'inquadratura. Prima che si asciughi completamente sul viso.
Adesso non so se si può notare, però come stesura io lo trovo un ottimo fondotinta, si stende benissimo e quasi lo paragono quasi ad una crema che va via liscio sulla pelle e non dà nessun tipo di problema di dover stare lì a ripassare con il pennello per stenderlo in modo migliore. Io uso il pennello perché la spugnetta ne ho la Beauty Blender, ma la uso poche volte, non mi trovo a stendere il fondotinta con la spugnetta. Passo al correttore che ha la sua spugnettina fatta così e lo metto sugli occhi. Allora, io faccio qui di solito con qualsiasi correttore faccio 3 puntini. Per stendere il correttore, lo so che ci sono pennelli per il correttore, ma io mi trovo bene con questo pennello della Lancôme. Era un pennello trovato su una palette che anni fa era uscita in commercio. Io le avevo prese, solamente che queste palette sono le uniche palette che ho dovuto veramente gettare via perché con gli anni non scrivevano più, proprio la data di scadenza è stata rispettata dal fatto che hanno smesso di scrivere, però mi sono tenuta il pennello, per cui la parte piatta la uso per dare una prima stesura del correttore, giusto per portarlo nelle zone che mi interessa coprire. Poi giro il pennello dalla parte del sfumino e ci do una sfumata così leggera per togliere anche l'eccesso di colore che si vede. E questa è la prima parte che faccio. Allora, come correttore lo trovo un ottimo correttore per me che ho le rughettine, che si segna il contorno occhi. Vedo che con il ok non le coprirà perfettamente, però sinceramente i correttori che coprono perfettamente, per esempio c'ho quello di Too Faced oppure anche l'ultima uscita di Benefit, vedo che tendono più a seccarmi la pelle e a segnarmi le rughettine col passare delle ore. Questo è un correttore tranquillo che non mi dà questo tipo di problema, per cui me lo metto tranquillamente. Adesso passiamo a fare un po' di contouring e io utilizzo questa palette qui qui c'è scritto ancora KVD, Kat Von D, però adesso il marchio ha cambiato nome ed è KVD Vegan Beauty. L'ho presa da Sephora e si trova ancora questa palettina e questo è come è messa questa palettina, che i principali colori sono questi 4, quelli che utilizzo, perché vedete che sono anche bucati. Adesso inizio con la terra. Di solito con queste terre, questa la porto più volentieri d'inverno, questa più volentieri d'estate che è un po' più calda, e gli illuminanti qui sopra è indifferente mettere quello più chiaro o quello più giallino. Questi sono le uniche 2 cialde che non ho utilizzato perché per me sono troppo scure. Comunque anche qui gli illuminanti non sono luminosi come che siamo abituati a vedere, che hanno proprio i brillantini che si brilla. Questi sono illuminanti opachi e per il mio tipo di pelle, che qui c'ha le rughettine, vi devo dire che sono super adatti. Questa è una palette che, se si ha rughettine e si vuole mettere un illuminante, è l'ideale perché veramente non segna le rughettine. Prendo questo pennello, io lo chiamo pennello da contouring di Sephora, che è il 204, e inizio con la parte obliqua a scolpire il viso. Prendo la terra, questa qui. Allora, io inizio da qui dietro e vengo in avanti così, poi
prima parto così, poi passo anche così e la porto qui su, anche qui sopra, sull'angolino qui. E poi per scaricare il pennello faccio anche questo movimento. E dopo aver fatto le guance prendo un altro po' di prodotto e faccio qui sopra le tempie e faccio questo giro qui sopra. Lo so che nella maggior parte dei casi viene spiegato di fare questo tipo di movimento, ma io mi trovo a fare anche a dividere il viso in due parti, prima fare questa parte e poi fare qui sopra. Questa palette è munita anche di uno specchio, per cui mi ci trovo anche bene a guardarmi. Prendo la parte luminosa girando il pennello, prendo questo qui e lo spiaccico proprio qui dove che vanno messi di solito gli illuminanti. Vedete, non è che, adesso non so la fotocamera cosa riprenda, però non è che si noti il brillare dei soliti illuminanti, perché questo qui sarebbe un illuminante opaco. Però a me piace dal vivo, piace l'effetto soprattutto per il fatto che non mi provoca problemi con le rughette. Restando sempre in casa KVD Vegan Beauty, con il pennello numero 10 di Kiko metto un po' di blush. Questa qui è la confezione è stupenda, il colore è il peony e guardate come è fatta questo pack, sembra un fiore, si apre e questa sarebbe la colorazione. È un blush che è rosato, io preferisco questi toni sul rosato da mettere qui sulle guance. Prelevo un po' di prodotto, pensavo che fosse molto scrivente da dover stare attenta a quanto prodotto prendo, però invece sono quei blush fatti nella maniera giusta che se anche si puccia un po' di più non c'è pericolo di fare macchia. Prendo l'altro specchio e inizio a fare qui le guance. Come vedete io lo tampono per evitare di... Mi sono abituata a tamponare il brush perché negli anni facevo macchia, specialmente con quelli troppo pigmentati. Allora mi sono abituata a picchiettarlo così che spalmo meglio il colore e riesco ad evitare il discorso di fare macchia. Faccio anche l'altra guancia. Passiamo agli occhi. Allora, per fare gli occhi, visto che siamo ancora in periodo estivo, anche se ormai l'estate sta finendo, perché di solito qui a metà settembre già le temperature cambiano, e ho deciso di provare a fare un trucco colorato con questa palette di Anastasia Beverly Hills, la Norvina volume 3. Allora, questa palette, se riesco ad aprirla, tolgo il foglietto qui di protezione, c'ha queste colorazioni. Allora ho scelto questa palette perché è la palette secondo me più colorata e più adatta per fare qualcosa di colorato per il periodo qui estivo, e ci andremo un po' a sbizzarrire con le colorazioni di questa palette. Per fare il trucco occhi utili, adesso spero di riuscire a farveli vedere senza fare cadere tutto, ho deciso di utilizzare i pennelli qui di Erichioba. Questi qui li ho presi dal sito di Cosmify, e vi dico che però mi sono accorta che Cosmify adesso è rivenduto anche da Pinalli,
per cui se volete dare un'occhiata, io l'altro giorno ci ho dato un'occhiata, non mi sembra di aver visto tutti i prodotti, però un bel po' di prodotti ce li avevano. Comunque devo guardare meglio, perché ho guardato in fretta dal telefonino e non sono stata lì proprio a girare tutte le pagine. Allora, questi pennelli per occhi sono 8 e questi, beh, quelli che vedete più sporchi della riga qui davanti sono quelli che utilizzo di più, mentre gli altri dietro li utilizzo un po' meno. E questo, cioè l'unico che perché qui c'è la banda magnetica che potete tenerli in piedi, l'unico che mi dà problemi è questo qui, che è fatto più piccolino da quello obliquo e tende sempre a voler cadere e a non rimanere in piedi qui sulla banda magnetica, specialmente quando la sposto. Comunque oggi utilizzeremo questi pennelli. Visto che questi pennelli, come vedete, li ho già utilizzati, devo dire che mi trovo anche bene. L'unica cosa è che io qui davanti sono abituata di solito con un pennello piatto, che di solito mi trovo bene con il pennello numero 53 di Kiko a fare l'angolino qui, mentre con questo set di pennelli di Erikioba devo utilizzare questo pennellino a penna, che è l'unico piccolino da fare qui davanti, però mi ci devo ancora abituare. Allora iniziamo con questo trucco colorato prendendo un pennello da sfumatura. Qui su questo kit non c'è scritto per ogni pennello un numero o cosa, sì, vi dico la forma, e prendo questo giallo, sbatto l'eccesso e come giallo lo metto qui sopra, perché in questa parte, se vedete, non c'è un colore panna adatto a fare la palpebra qui sopraccigliare, però visto che voglio osare con i colori mettiamo il giallo. Dopo aver messo il giallo prendo questa spugnetta che è di Sephora e serve per pulire i pennelli dall'eccesso di colore. È lavabile la spugnetta, per cui quando è troppo sporca basta lavarla sotto l'acqua. E dopo aver messo il giallo, sempre con il stesso pennello, prendo questa volta l'arancione, questo qui, e lo metto qui sotto come colore di transizione. Ed ecco, ho fatto questa piega molto colorata. Allora poi nell'angolo proprio qui interno volevo mettere questo colore chiaro. Questa volta utilizzo il pennello a penna. Volevo farci giusto un puntino qui nell'angolino interno, perché poi qui voglio metterci altri colori. Adesso nel resto più o meno qui centrale della palpebra mobile volevo mettere questo azzurrino. Sono colori shimmer questi che sto mettendo in questo momento, per cui ci do un po' di luce al look. Ripasso qui tra i due colori giusto da pennello pulito, giusto per sfumare le due colorazioni. E questa sarebbe la prima parte di questo look molto colorato. Adesso nella parte finale dell'occhio, perché volevo utilizzare questo rosso, giusto per ormai rimanere in tema di colore, allora lo provo a mettere. Se eventualmente non mi piace
passo a colori più neutri come questo marroncino o questo, che sono colori più classici. Questa volta prendo questo pennello sempre da sfumatura, però è più piccolino. Come vedete si sfumano facilmente, per cui sia la pigmentazione degli ombretti è ottima e anche è fatta, mi trovo bene con questo tipo di pennello. Lo pulisco un attimino dal colore rosso, giusto perché vedevo, mi sembrava di andare troppo qui in avanti con il rosso. Ma comunque vedete che in pochi minuti, pochi secondi, ho fatto un primo accenno qui di sfumatura esterna. Adesso volevo fare un attimino l'angolino qui sotto, proprio qui la parte finale del mio occhio. Prendo il pennello, quello obliquo, piatto ed obliquo, prendo questo colorino marroncino e proprio a punta ci prendo del colore che rimane proprio sulla punta e volevo fare, mettendo il pennello in questa posizione, proprio qui l'angolino qui, facendo questo movimento che riesco così a fare qualcosa di decente. Perché questa tecnica l'ho già provata con altri pennelli ed è l'unica maniera per fare qualcosa di decente qui alla conclusione dell'occhio, se voglio dare uno sprint anche qui sotto. E adesso volevo farci un contorno nero dell'occhio e volevo utilizzare il Cupid Arrows di Nabla. Io l'ho preso, è l'ultima uscita di questi Cupid Arrows, questo è il numero 4 che sarebbe quello nero, c'ha la punta, beh adesso è fatta così che devo un attimino anche rifarla, si gira qui sotto, esce il prodotto, poi da questo lato c'è anche il suo temperino che adesso, se riesco, forse sono al contrario, se riesco, ecco vedete che ci sto facendo la punta. Ed ecco che la punta si sta formando più appuntita. Ok, dopo aver fatto la punta inizio dalla parte superiore e poi faccio anche il dentro dell'occhio qui sotto. Allora io vado a trattini perché così mi trovo meglio. Cerco di stare vicina alle ciglia. Questi Cupid Arrows mi piacciono, specialmente questo nero, perché vedo che mi scrive tranquillamente sopra gli ombretti. Adesso vado nella parte qui interna dell'occhio. È un po' faticoso, cioè sono abituata a utilizzare due mani, perché praticamente una mano faccio così e una mano faccio il segno. Adesso sto tentando di fare tutto con una mano. Ed ecco più o meno fatto l'occhio con questo contorno nero. Adesso faccio l'altro, lo faccio fuori telecamera però. Passiamo al mascara. Allora, come mascara utilizzo questo qui di Huda Beauty, il Legend Lasher. Allora, prima parto con la parte curvante che ha lo scovolino fatto così. Questo qui sarebbe lo scovolino fatto così e inizio a mettere questa parte.
Dopo aver fatto la parte curvante, prima che si asciughi completamente, faccio direttamente anche la parte volumizzante, che invece ha lo scovolino fatto così, perché ho provato a fare entrambi gli occhi, però mi sono accorta che quando il primo strato si asciuga è più faticoso lavorare le ciglia, mentre così sono ancora più morbide e mi trovo meglio a fare direttamente anche il secondo strato. E questo sarebbe l'effetto del mascara messo su un occhio, che in quest'occhio me lo vedete, questo lo devo ancora fare. Adesso faccio anche l'altro occhio. Ed eccomi qui con il mascara messo su entrambi gli occhi. Allora, questo mascara, la prima volta che l'avevo utilizzato, mi aveva macchiato qui sopra portandolo nelle ore. Poi l'ho riprovato, non mi ha dato nessun problema, è un normale mascara come ce ne sono tanti altri. Per cui l'unica differenza è che ci sono due formule in un mascara e questo sarebbe il risultato. Diciamo che sì, mi piace, però rispetto a mascara semplici come per esempio il Size Up di Sephora, a me, oppure il Big Monsieur, qualcosa del genere di Lancôme, a me piacciono anche quelli, per cui non è che dica che questo sia il mascara migliore, sono più sulle mie ciglia, più o meno sono tutti nella stessa categoria. Comunque questo qui sarebbe il risultato. Ultimo step di questo Get Ready With Me, che spero che non diventi troppo lungo, perché poi me ne accorgerò sull'editing a dover fare vari tagli, perché vi dico che sono già 44 minuti che sto registrando fino ad ora. E l'ultimo step, volevo mettere un rossetto liquido di Nabla, questo qui sarebbe Fetish Mauve, questo colore così, che mi sembra un colore abbastanza nude, neutro, visto che sugli occhi ho già dato colore. Allora apro il rossetto che ha questo, tento di non far cadere la boccetta, che ha questo tipo di scovolino, e iniziamo a mettere un po' di rossettino sulle labbra. Ho tentato di fare una passata unica sia sopra che sotto, ma non ce la faccio, visto che avevo già pulito lo scovolino prima per farvi vedere la forma, ho perso un po' di colore. Ed eccomi qui, mi sono tolta il cerchietto. Questo sarebbe il risultato di questo Get Ready With Me, con questo trucco molto colorato per festeggiare la quasi fine dell'estate. Ok, io per questo video vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao!